Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Oggi l'incontro, i saluti e gli auguri per il Natale con il Presidente del Veneto Luca Zaia, in un momento in cui l'editoria giornalismo continua a soffrire, però c'è una ricetta che lei ha indicato per poter uscire forse da questa situazione. Ma io la ricetta che suggerisco sempre è quella della qualità. L'informazione professionale deve distinguersi da tutto il resto, dal chiacchiericcio, dal gossip, dal pettegolezzo, e volare in alto, puntare alla qualità, puntare agli approfondimenti, alle inchieste, a tutto quello che è informazione di qualità. Io questa la vedo come l'unico futuro, perché alla gente interessa questo, interessa sapere che cosa succede, interessa che ci sia qualcuno che è in grado di interpretare la realtà e di dare chiavi di lettura a quello che succede. Questo è il nostro compito, diciamo. Ecco, poi c'è ovviamente la sfida del web anche. Ma il web io lo interpreto come una grande opportunità, ci sono più voci e quando il pluralismo è garantita la libertà. Bisogna soltanto trovare un sistema, un nuovo modello di business, di economico, perché le aziende editoriali fino a ieri funzionavano e riuscivano a pagare l'informazione, pagare nel senso di riuscire a produrla perché servono soldi per produrre informazione. Oggi fanno più fatica perché tutti si sono abituati ad avere tutto gratis. Ecco, questo non è possibile, perché quando ti danno l'informazione gratis vuol dire che la paga qualcun altro, vuol dire che è comprata, vuol dire che c'è la pubblicità, vuol dire che qualcuno fa quello che noi chiamiamo in gergo le marchette per qualcun altro, e invece quando l'informazione, per essere libera, deve avere dei soldi da investire autonomamente, deve essere trasparente. Ecco, questa è la sfida del futuro, riuscire a trovare un modello di sostenibilità economica per le nuove aziende editoriali. Ecco, la Regione da questo punto di vista si è attrezzata con una normativa, con una legge a sostegno dell'editoria. Sì, la Regione ha approvato una legge che si propone di dare un sostegno alle aziende editoriali che investono nell'innovazione in maniera trasparente, e la legge è stata già approvata, stiamo in attesa dei decreti attuativi e speriamo che questo serva. E non è un sostegno a fondo perduto, è un sostegno perché senza informazioni i cittadini non possono essere informati in maniera corretta. Questa dovrebbe essere un sostegno alle aziende che fanno buona informazione.